Bologna città del trotto. In questa seconda parte ripercorriamo altri momenti della carriera di Jessica Pompa. Una vittoria tra tutte che ti è rimasta particolarmente impressa. Sicuramente la vittoria del debutto per me rimane in vetta alle classifiche, perché chiaramente già aver debuttato dopo 2 settimane di training, quindi insomma sono poche ma sono state intense, e con un cavallo insomma con poche qualità, così mi avevano detto. È stata una grandissima soddisfazione, molto molto grande, quindi per me quella rimane nel cuore, mitico Mark. E dopodiché insomma ci sono state tante altre vittorie che sono rimaste nel cuore, come il Race Off con Gaetano Di Nardo. È stata una vittoria sicuramente che ha segnato parte della mia carriera. Parliamo adesso del fatto che tu corri sempre senza frusta. Vediamo che ci sono diverse manifestazioni in cui si corre senza frusta, ricordiamo sempre che c'è un regolamento su questo, però tu corri sempre senza frusta. Sì, esatto, corro sempre senza frusta, è sempre stato così sin dall'inizio della mia carriera e deriva da diversi fattori. Il primo fra tutti è il rispetto per gli animali, in questo caso per il cavallo. E seconda cosa, sono stata un'atleta, quindi so cosa significa correre, so cosa significa il sacrificio e soprattutto so cosa significano gli ultimi 200 metri. Immagino il cavallo dopo uno sforzo che entra in retta d'arrivo, in più viene frustato e magari può sentire male ai muscoli, per me, o insomma può essere stanco. Quindi per me questa è una cosa inaccettabile, perché penso insomma a un atleta che corre, qualcuno che lo frusta per andare più forte. Come ultima cosa, per chiudere, se ti dovessi descrivere con pochi aggettivi. Solare, testarda, solare, testarda, poi un altro aggettivo è sicuramente Combattiva, lo possiamo dire? Combattiva, sì, combattiva, e sicuramente sono una persona che se vuole raggiungere un obiettivo lo raggiunge indipendentemente da quelle che sono le pressioni esterne o i pregiudizi. Bene, ringrazio Jessica Pompa, è stato davvero un piacere parlare con te e la rubrica per questa settimana termina qui. Per tutte le news relative all'ippodromo di Bologna vi invito a seguire il nostro sito www.ippogruppo.it e i nostri canali social.